Allora, rientriamo in diretta, diamo il benvenuto a Cateno De Luca, nuovo sindaco di Taormina, leader di Sud Chiama Nord, questo movimento nato dalle elezioni regionali e che insomma ha ottenuto un discreto successo ovviamente da quando è nato sino ad oggi. E Barbagallo l'abbiamo salutato, se n'è scappato, no? Se n'è scappato perché aveva un altro impegno già preso, non è una fuga Lo confermo perché era un capo elettore, siccome lo stavo insediando io, quindi ha detto è meglio che vada per evitare di perdere l'ultimo capo elettore che mi è rimasto. Confermo anche gli altri ospiti con noi questa sera. Luca Sammartino, vicepresidente della Regione e deputato della Lega, il vice capogruppo vicario alla Camera di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Non so se riusciamo a collegare ancora Totò Cuffaro, se non ci riusciamo niente, è rimasto col telefonino scarico. E saluto ancora Miriam Di Peri della Repubblica e Elvira Terranova di ADN Cronos. Ho cambiato stanza. Posso dire Vediamo una se cosa, adesso prende meglio. Ah, perché qua so che ti bastonano, a casa quando, Esatto. quando non va bene la connessione si secca anche a casa di Miriam Di Peri. Allora, Manlio Messina aveva una risposta da dare a Miriam in questo senso sulla... No, ma dico sì, forse c'è la convinzione, ma smentiamo anche questo, che la coalizione di centrodestra sia imbalsamata, che i parlamentari siano tutti yes men che stanno lì a premere il pulsante. Non è così. Vi è una coalizione che produce, una coalizione che ha idee, che si confronta e nascono anche frizioni, se le vogliamo definire così, o confronti, che sono cose diverse, su posizioni diverse. Sarebbe strano il contrario e mi preoccuperei se non fosse così. Poi il punto è, quando si va al voto, se il centrodestra è compatto oppure no. Anche a livello nazionale, io mi permetto di dire, alla Camera piuttosto che al Senato, in alcuni casi ci sono anche idee diverse, si rappresentano anche emendamenti su posizioni magari diverse rispetto a quelle che porta il governo in aula, ma poi alla fine la sintesi è quella che si vota costantemente tutti insieme, in blocco, senza creare alcun tipo di problema. Io invece mi preoccupo quando non c'è il confronto anche all'interno della maggioranza, cosa che non c'è, appunto, problema che non c'è, perché il confronto c'è, insiste, ribadisco, e poi importante è trovare la coalizione unita nelle occasioni importanti. Elvira, volevi domandare qualcosa a San Martino? Devo dire, poi questo l'abbiamo notato anche noi che raccontiamo un po' la politica, devo dire il centrosinistra è sempre più litigioso nello scontro, diciamo nel confronto, mentre il centrodestra poi alla fine la sintesi la trova sempre, si chiudono e riescono poi a uscire, diciamo, tutti compatti su un nome, anche se poi ovviamente immagino, come è logico, come è fisiologico, ci siano anche delle, come dire, dei malumori interni, però riescono a gestirla meglio dell'altro campo queste situazioni, no Elvira? Sì, no, alla fine riescono, come è successo anche a Catania, perché sappiamo tutti che all'inizio già c'era stata la candidatura di Valeria Sodano, ottima candidatura, però poi alla fine ci sarebbe stato qualche problema con proprio tra Fratelli d'Italia e la Lega, quindi alla fine hanno deciso di unire, di fare un'unica candidatura, quindi si sono messi d'accordo, ma è stata ovviamente un'idea vincente. No, volevo dire soltanto al vicepresidente Sammartino, siccome io di solito, diciamo, sono 30 anni che faccio questo mestiere, non mi invento le notizie, ecco, non è che le dico tanto per buttarle così. Io se dico che Turano ha appoggiato, naturalmente non è che Turano l'ha appoggiato ufficialmente, ha fatto campagna elettorale ufficialmente per Tranchida, è ovvio, diciamo, credo che sia anche sottinteso. Parlavo della lista che erano tutta, diciamo, che era costituita da uomini di Turano, di conseguenza naturalmente il leader di quella zona è Turano e quindi per questo dicevo, per semplificare, che Tranchida ha vinto anche grazie ad una lista che era appoggiata, diciamo, sostenuta dagli uomini di Turano, tant'è vero che ha avuto l'8 e passa per cento questa Trapani tua. Tra l'altro volevo chiedere anche a Sammartino, ne approfitto per chiedergli una cosa. Lui tempo fa in un'intervista disse adesso è l'ora di aiutare il presidente Schifani a liberarsi dalle zavorre del passato, perché bisogna cambiare passo. Quindi volevo capire a che punto siete riusciti a fargli, come dire, a liberarlo da queste zavorre del passato? Allora, per rispondere, Elvira, non ai tuoi 30 anni di carriera, alla tua professionalità, in questi giorni ho letto anch'io, come avrai letto tu, la dichiarazione di alcuni amministratori locali di questa lista Trapani tua, mia, non so come si chiama, raccontare la realtà di quello che è stata una scelta non condivisa, hanno continuato a sostenere il sindaco che sostenevano, lasciando il progetto politico dell'onorevole collega Turano. Trapani è una città sicuramente importante
che ha appena rinnovato il suo primo cittadino, così come tante altre città della nostra regione che il 28 e il 29 di maggio hanno chiamato alle urne i propri elettori. Io vedo oggettivamente tanto rumore sul caso Trapani, che verrà discusso, come ha detto bene il collega Messina, ma che verrà discusso all'interno del centrodestra, così come credo sia corretto andare a discutere di tanti altri comuni chiamati al voto, dove non soltanto il civismo, in questo caso mascherato dai partiti, ma anche i singoli interventi di parlamentari o di colleghi hanno determinato equilibri diversi. Quando ci sono strascichi delle elezioni amministrative, capita sempre nel prima e nel dopo elezioni delle incomprensioni, ma il centrodestra di governo ha saputo offrire non soltanto delle buone proposte politiche, ma ha dimostrato di vincerle queste elezioni amministrative. Io invece volevo rispondere alla tua domanda e a quella di Miriam, che parla di un centrodestra magmatico tra assemblea e governo. Il governo dopo tanti anni ha approvato bilancio e finanziaria in ordine, rimettendo chiarezza sui conti della regione, ma soprattutto ha iniziato già dal mese di febbraio con la giunta e con la presidente della regione Renato Schifani a mettere in campo una serie di iniziative che concretamente stanno affrontando i veri problemi dei siciliani. Ereditiamo una regione con grandi difficoltà di spesa, ereditiamo una regione con grande... Quella finanziaria è stata impugnata, Sì, la finanziaria che è stata approvata dal Parlamento e che è figlia dell'attività corretta e legittima dei parlamentari nelle fasi emendative. La Giunta di Governo aveva esitato, Miriam, un'altra finanziaria trasmessa al Parlamento, poi nella dinamica parlamentare i parlamentari hanno introdotto e hanno inserito delle norme, ma alcune delle quali sono state impugnate dal Consiglio dei Ministri. Ma per tornare alle zavorre, Elvira, le zavorre rappresentano un modo di pensare nella nostra regione che Renato Schifani sta superando giorno dopo giorno, sempre guardando agli obiettivi chiari che un Presidente della regione deve avere, come la mobilità, i rapporti col governo nazionale, le infrastrutture, ma anche i servizi primari. Liberarsi delle zavorre del passato vuol dire avere una visione diversa di quella che deve essere l'azione di un governatore. Parla da perfetto uomo di governo San Martino. Ma io se avessi la loro bellezza e i loro occhi, con la mia intelligenza sarei Presidente del Consiglio già. Lo dico con molta onestà, perché ci ha dato dei mi gradi. no, che siete belli e che siete pure convincenti, a punto tale che credo che al di là dello sforzo di convincere voi stessi, dico, ma ci fermiamo qui. Io mi permetto solo così, intanto qualche prima battuta di carattere anche locale. Taormina sicuramente rappresenta una vittoria eclatante non tanto per i risultati in sé, il quasi il 65%, ma rappresenta invece una sconfitta dell'intero arco costituzionale, perché nell'ultima settimana sono aggiunti anche i colleghi di 5 Stelle a sostenere il sindaco uscente. Lì abbiamo avuto da 5 Stelle a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, al PD, tutti per bloccare lo straniero De Luca. È ovvio che i motivi li cominceremo a verificare nei prossimi giorni, però onestamente è stata una battaglia che non ha riguardato solo Taormina, e l'ho detto con molta onestà, ma riguardava, io considero Taormina la Sicilia in piccolo. Poi aggiungo, noi abbiamo fatto delle scelte di campo e ovviamente ne paghi anche le conseguenze, perché quando noi decidiamo comunque di non candidare consiglieri comunali uscenti è perché decidiamo in ogni caso di portare avanti un nostro progetto. Il nostro progetto è ovvio che ha le sue dinamiche, un movimento che parte il 25 di settembre scorso con delle scelte di campo ben precise. Noi l'abbiamo detto più volte, non abbiamo candidato consiglieri comunali uscenti per nostra scelta, ora al di là dei consiglieri comunali uscenti, perché il nostro obiettivo non è cambiare l'etichetta ai gruppi dirigenti. E a proposito di Urano, ricordiamoci chiaramente, dico non per polemica, che è uscito alle regionali prima con il manifesto dell'UDC e poi dopo 48 ore si è trovato con il manifesto della Lega, per cui ha fatto un po' la stessa operazioncina anche a
a Trapani, ed è simpatica anche questo carosello della lite, però ripeto ci sta anche nella narrazione, perché ripeto dobbiamo cercare di giustificare l'ingiustificabile. Perché sottolineo questo aspetto? Perché noi abbiamo un obiettivo e ci auguriamo che nel tempo, come abbiamo fatto partendo proprio da Fiume di Nisi, poi arrivando su Messina, arriveremo anche a cambiare questa terra con un principio, che il rinnovamento non passa semplicemente con l'azione di riciclo della classe politica. Oggi sono Lega, domani sono Fratelli d'Italia, dopodomani PD, perché se andiamo a guardare l'arco costituzionale e soprattutto chi ci governa, chi comanda in Sicilia, vediamo che le etichette cambiano in continuazione. Quindi è logico che noi abbiamo fatto un'altra scelta. Ci vorrà più tempo? Sì. Per ora ci accontentiamo dei 15 sindaci che abbiamo preso nel maggioritario? Sì. Ci accontentiamo di 150 consiglieri comunali che abbiamo eletto? Sì. Ci accontentiamo di 50 assessori? Sì. Va bene così. Tanto sappiamo che il lavoro è duro, ma sappiamo anche che quello che poi ci premia è il buon governo, dove abbiamo la fiducia degli elettori. E allora, sarà Luca, la interrompo un attimo perché vorrei coinvolgere in questo ragionamento anche i colleghi che sono... una battuta, scusate, me l'ha raccomandato Entone prima di andarsene. Allora, il problema qui sulla questione anche della vittoria, gli elettori, il voto va rispettato, quindi così si chapeau, e questo ci tengo a sottolinearlo perché è giusto così. Però va sottolineato un altro aspetto. Io non attribuisco questa vittoria all'eccessiva bravura del centrodestra, dico al di là degli illustri rappresentanti che sono qui presenti, ovviamente non c'entra nulla di personale, ma dico chiaramente che non esiste completamente il centrosinistra, non è credibile, perché è ovvio che già l'abbiamo vista alle regionali, un fidanzamento che stava diventando un matrimonio con la Chinnici a un certo punto si è interrotto. È ovvio che gli elettori a un certo punto si affidano a chi comunque, al di là se è giusto o sbagliato, comunque può garantire un'azione di governo. Quindi questo desidero sottolinearlo per questo motivo. Ecco perché noi non ci siamo in linea generali intruppati in una serie di operazioni che onestamente noi magari non siamo ancora all'altezza, siamo nati ora, quindi vogliamo andarci cauti, però onestamente quel campo non ha dimostrato credibilità. Come dire, il deserto dei Dante, a un certo punto. Chiarissimo. Diciamo, io intanto il risultato della bravura di ognuno. Il risultato di De Luca, diciamo, nel messinese è diciamo, sotto gli occhi di tutti. Qualcuno ha detto, dice fuori da Messina, ovviamente poco e niente, però è stato con molta chiarezza lo stesso De Luca ad ammettere. Io però vi faccio riflettere su una cosa, dico voi che siete uomini di partito. De Luca, diciamo, col suo fare così guascone, divertente, diciamo, irruento, si è preso due punti strategici della Sicilia orientale. Uno è Taormina, l'altro è Riposto, perché ricordiamo De Luca ha eletto un sindaco anche a Riposto, basta consigliere regionale, deputato regionale, che ha avuto poi insomma il ricorso, eccetera. Adesso è diventato sindaco di Riposto. Sono due punti strategici per il turismo. Messina, lei ha fatto il turismo, sa che è l'assessore regionale al turismo, sa che l'Etna insomma, è associata a Taormina, in qualche modo il porto dell'Etna è il porto di Riposto. Ora dico, ha fatto un'operazione diciamo, di grande, dal mio punto di vista, guardo anche le colleghe, di grande strategia politica. Si è preso due punti strategici per rilanciare come dire, il turismo da questa parte della Sicilia, due zone che avranno investimenti importantissimi. Non lo so, De Luca, lei che è stato a Taormina e che l'amministra adesso Taormina, chi sta investendo a Taormina da qui al prossimo futuro? Ci sono fondi americani, ci sono i sauditi, ci sono Louis Vuitton e altri, dove in questo momento si compra a 25 euro a metro quadro nella parte centrale di Taormina, ed ovviamente l'attenzione è importante, però le attese rispetto a un turismo di medio-alto, perché questo rappresenta ovviamente Taormina, richiede da parte del Palazzo Municipale dei servizi urbani altrettanto medio-alti, e dove c'è stata la reazione. Io volevo riflettere con loro questa cosa. Quanto vale
questa vittoria, ora così raccontata anche dal punto di vista delle strategie politiche, dal punto di vista di una visione della Sicilia. Poi insomma, dicevo, lei è un esponente del governo regionale, oltre ad essere vicepresidente della regione e anche assessore all'agricoltura. Messina è stato assessore al turismo, quindi sa come si muove il turismo in Sicilia. Insomma, secondo me questa è una strategia politica giusta, quella di De Luca, no? Cioè, ha seminato e ha cercato di prendersi diciamo, due punti strategici in Sicilia orientale. Guarda, allora, il dato De Luca intanto va analizzato sicuramente dal punto di vista territoriale. A Messina non scopriamo De Luca e quindi non mi stupisce tantomeno Taormina quanto Riposto, che comunque è al confine, ha molte refluenze con il territorio del messinese, quindi questo non mi stupisce. Mi stupisce meno il fatto che nelle altre province non riesce ad attecchire, ma probabilmente, come dice lui, il progetto è giovane, o secondo me, ma questa è un'analisi mia che ovviamente rimane tale e che non vuole essere una lezione nei confronti di qualcuno, probabilmente perché nelle altre province non hanno una linea politica, a cui De Luca non vuole dare probabilmente indicazioni di partito, di appartenenza partitica, però di fatto stanno a destra, con alcuni comuni a sinistra, in alcuni comuni al centro, in altri comuni stanno da soli, e dico soprattutto laddove c'è il maggioritario questa indicazione i cittadini non la recepiscono, perché io credo che i cittadini, anche se non si riconoscono in un partito, ma hanno ben chiaro qual è l'arco costituzionale, ma anche le idee. Vede, amministrare una città non è vero che una città qualunque sindaco la deve amministrare, vuole le stesse cose del sindaco di destra rispetto a quello di sinistra. Questo non è vero, perché vi è un'idea, una visione di città che a destra è in un modo, a sinistra in un altro modo, e probabilmente De Luca ce l'ha in un altro modo ancora, e quindi è falso il piano regolatore, appunto anche l'attività turistica, come vuoi impostare la città, se la vuoi impostare dal punto di vista dei servizi turistici, se vuoi immaginare un rapporto col porto della città di un certo tipo, mercantile piuttosto che turistico, se vuoi un aeroporto che abbia refluenza dal punto di vista economico, ecco, quindi non è vero che un sindaco basta che amministra bene la città, sono tutti uguali, i sindaci sono tutti uguali. Ma lui ne ha amministrate già 3. Diciamo. No, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo semplicemente che come amministri ha un'idea. Cioè l'idea di amministrare è un'idea che può essere di destra, può essere di sinistra, può essere di centro, e quindi è falso che i partiti non possono entrare, non entrano nell'idea delle amministrazioni delle città, come sta facendo De Luca, che si sgancia da tutti i partiti dicendo che loro è un movimento civico, che non gliene frega. Beh, una loro idea, io ovviamente non la condivido, ma la loro idea è questa, e probabilmente non attecchisce oltre il messinese per le ragioni che sto dicendo ora, ma il tempo ci darà. Io non lo so, lei Messina è stato giovane come me, e Taormina l'abbiamo sempre sentita Catania, quindi si sta avvicinando, secondo me. Io non lo sottovaluterei. Vabbè, ma non è questo di sottovalutare, nessuno sta sottovalutando nessuno, sto facendo un ragionamento politico. Taormina. Credo che il tentativo di espugnare Taormina, tra virgolette, fu fatto da tale Carmelo Briguglio quando era leader nazionale, non so se avvenne pure Fini, parliamo del 2008 o il 2009, credo che tu c'eri pure, poi c'è stato Nino Strano, credo che i tentativi sono stati tanti. Ma quelli sono i tentativi di portare Taormina a Catania, togliermela. No, è stato un tentativo politico, anche perché abbiamo visto allora ministri schierati, e su questo, così per completare il ragionamento, noi abbiamo tracciato una linea di carattere generale, intanto quella un po' di essere alternativi a questo sistema di governo, e in linea generale abbiamo fatto questo. Poi ci sono state delle piccole eccezioni, parliamoci chiaramente. Poi per me non è che fa Piazza Armerina testo dove abbiamo il 9% e probabilmente vinceremo a ballottaggio, perché ovviamente per me fanno testo altre situazioni. Ragusa è un altro esempio, cioè noi abbiamo fatto in alcune realtà un risultato buono e in altre no, ma perché abbiamo fatto quella scelta? Allora, la linea politica è molto semplice, noi ci siamo schierati con candidati civici ovunque. Questo per quanto riguarda le grandi città. Le città medie abbiamo tenuto la linea di portare avanti questo aspetto, e in alcune realtà ci sono state delle eccezioni per le quali non abbiamo noi creato alcun tipo di problema. Però ci sono in questo momento dei riferimenti, e vedremo anche come va a finire Piazza Armerina, per esempio, dove il centrodestra è spaccato e abbiamo fatto la differenza. All'Europea, no? Io sarò capolista, glielo dico in anteprima, sia per quanto riguarda il collegio Sicilia-Sardegna, sia per quanto riguarda l'intero meridione.
rimarrete stupiti di quello che ormai è una piattaforma che si ufficializzerà con il patto di Taormina entro il 10 di luglio. Verranno i leader nazionali e siccome l'accordo era la scommessa con qualche leader nazionale che non credeva che io riuscissi a vincere le elezioni a Taormina, allora mi ha sfidato e ha detto partiamo, compreso devo dire Letizia Moratti, e faremo il patto di Taormina che sancirà cosa? Quella piattaforma alla quale lavoro da mesi, nella quale c'è Sud chiama Nord ovviamente con il suo spazio. Ci sarà una rete civica che abbiamo individuato in questi mesi e ovviamente ci saranno delle sorprese che ci consentiranno di realizzare un progetto. Intanto lo sdoganamento di Sud chiama Nord con il superamento del 4%. E a noi di lavorare. San Martino, poi Elvira Terranova e Miriam. Sì, no, innanzitutto auguri al nuovo sindaco di Taormina, non abbiamo avuto modo di poterci incontrare. San Pancrazio, sai perché? Poterci incontrare prima. Il santo dello straniero. Analizzare il dato di Cateno è analizzare un po' anche in parte la sua storia. Oggi stiamo guardando un grafico che dà al 64% delle elezioni di Cateno De Luca sindaco di Taormina. Io vorrei ricordare, non è sminuire un dato politico, che è un comune maggioritario, ci sono tanti altri amministratori locali che magari prendono anche percentuali molto più alte e che magari non hanno la notorietà e anche la storia politica del collega De Luca. Sul riposto il collega Vasta è stato eletto da un'alleanza, un sistema maggioritario che vede dentro molte forze politiche anche del centrodestra che hanno sostenuto la campagna elettorale a vincere del sindaco Vasta, è giusto ricordarlo. Sì. Credo che il dato politico di Nord chiama Sud rispecchi un po' di Sud chiama Nord, il Nord ha risposto, di Sud chiama Nord, non c'è scritto il Nord ha risposto, rispecchia Cateno, quello che oggi è il posizionamento politico che il vostro movimento, come tu hai preannunciato, cerca di ottenere e sta cercando in vista delle elezioni europee di andarsi a collocare all'interno di uno spazio politico nazionale, perché se nelle grandi città non si riesce a raggiungere la soglia di sbarramento, in alcune realtà dell'entroterra si continua a essere presenti, sicuramente è un movimento che in maniera magmatica sta guardando al proprio orizzonte. Ma innanzitutto Taormina ha un nuovo amministratore, i dati hanno eletto Cateno anche stavolta sindaco e quando Cateno De Luca si candida i risultati lui li porta. Io lo ringrazio, volevo solo aggiungere una cosa. È ovvio che fare domande. Subito, chiedo scusa, ma solo per una questione anche di bon ton istituzionale. È ovvio che scendere in campo in prima persona è un altro aspetto, e questo qui ha colto bene il vicepresidente del governo regionale la differenza, ed ecco perché ci sarà questa strategia di essere il capolista in entrambi i collegi, ma soprattutto anche per sancire un aspetto, che gli accordi tecnici che andiamo a fare sono tecnici e sono funzionali a creare il Partito del Sud. Aggiungo una cosa, mi dicono che il tuo presidente dovrebbe venire martedì a Taormina all'ospedale. Io ancora non so niente, dico avvisatelo che io sono il sindaco di Taormina perché questo ci tengo, non vorrei che si creasse qualche siparietto alla De Luca se martedì viene il presidente della regione all'ospedale di Taormina per fare la sceneggiata sulla cardiochirurgia pediatrica e io non vengo avvisato. Veramente rischiamo il cortocircuito istituzionale, quindi te lo dico perché gira questa voce annunciare qualche giorno prima un teatrino no, non lo dico già perché questo già si dice, e siccome Schifani probabilmente a Roma è stato avvisato che io sono il sindaco di Taormina, fammi una cortesia, come finisce la trasmissione tu avvisalo, io lo riceverò con tutti gli onori perché lui è il presidente della regione e io sono il sindaco di Taormina, ma se lui pensa di venire a Taormina senza avvisare il sindaco di Taormina, il sindaco di Taormina questo non lo consentirà, lo voglio dire perché già si sa l'orario pure, la giornata, ma ancora la telefonata. Dicono se non vuole telefonare a me per andare a conferenza, tu diglielo che siamo amici.
Tu diglielo, io accetto anche Elvira tramite e te. Miriam, Elvira e Miriam, se vuoi martedì, domani Repubblica non esce, però insomma martedì ancora sei in tempo. Elvira ha annunciato un teatrino per martedì. Elvira e Miriam. Devo dire che martedì il presidente Schifani insieme con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sarà a Messina per un convegno sul ponte sullo stretto di Messina, uno dei tanti convegni che in questo periodo si stanno facendo, quindi è possibile organizzato che poi dalla CISL. andrà a Taormina. No, io volevo chiedere al neosindaco di Taormina, gli ho fatto già le congratulazioni perché abbiamo avuto modo di vederci al Quirinale per la festa della Repubblica, quindi gliel'ho fatti di presenza, ma glielo ribadisco anche questa sera. Congratulazioni. Grazie. No, io questa mattina ho ascoltato con molto interesse la sua diretta su Facebook, perché sapete che insomma il neosindaco di Taormina fa queste dirette Facebook all'alba alle 6:30, modo mio, in pigiama, esatto. a modo mio. Senza Esattamente, brutto. però ha tirato fuori una serie di spunti molto interessanti. Per esempio stamattina ha parlato in particolare del Teatro Greco di Taormina. Siccome siamo ormai a giugno, iniziano i grandi eventi, ne ha parlato anche lui questa mattina dicendo che non è possibile che ci siano questi grandi eventi al Teatro Greco con migliaia di persone, perché lo sappiamo, ci sono stati in Modà, poi ci sarà più in là Taormina Fest, Taubuca, insomma tanti bellissimi eventi peraltro. E però lui ha detto che non è possibile che il comune non abbia un riscontro economico di nessun tipo. Quindi intanto volevo capire che cosa ha in mente di fare, perché poi ha parlato anche di comitati d'affari, ha parlato, insomma, ha fatto una serie di piccole annunci, però senza andare. Luca, le lascio la risposta, non faccio un comizio. No, se no sarò veloce. Volevo approfittare della tua trasmissione per tirare fuori questa notizia, insomma, che intenzioni ha sul Teatro Greco di Taormina, anche se poi ha già fatto sapere che già 2 ordinanze sono pronte, quella del parco della villa che sarà aperta fino a mezzanotte e quella che questa creerà probabilmente qualche problema per quanto riguarda il carico di merci e lo scarico, che finora è fino alle 10:30 lungo Corso Umberto, e lui ha detto entro le 8, quindi questa cosa credo che creerà qualche problemino, però voglio capire che cosa farà, però brevissimamente. Intanto grazie, perché lei è aggiornatissima fino a 2 ore fa. Incredibile, e le dico grazie veramente, la conferma che mi segue. Allora, io ho 2 battute. La prima: domani ho convocato Ester Bonafede alle ore 14, che è la sovrintendente, proprio per notificargli ufficialmente che il comune di Taormina non intende guardare i incassi serali, che sono da 500 a 800 mila euro, e continuare a pagare i costi. Deve garantire l'ordine pubblico, perché glielo impone il prefetto e il questore, deve fare le pulizie straordinarie e quant'altro, quindi questo non esiste più. Dice che farà? Beh, per andare al Teatro Greco si passa dalla strada di cui è proprietario il comune di Taormina, tanto per chiarirci, per cui domani notifico già questa decisione, che si apra subito un tavolo immediatamente, perché non intendo più spendere un solo euro, faccio un'ordinanza e non faccio passare più nessuno, e così facciamo ridere l'Italia. Una. Seconda, questa assolutamente sì, perché in ogni caso per arrivare al Teatro Greco si passa dal territorio del comune di Taormina. Quindi questa storia non è assolutamente, e non so chi l'ha accettata e non lo voglio sapere, ma d'ora in poi cambia musica, come si suol dire. Per quanto riguarda invece le altre questioni, io credo che tutti sanno che se passeggi nel corso principale di Taormina fino alle 10, 10:30 c'è una situazione incredibile, 20-30 mezzi di carico e scarico, non solo, anche col servizio di raccolta dei rifiuti, che blocca totalmente Taormina, e ovviamente questo non è consentito. Quindi domani metteremo mani definitivamente a tutta questa vicenda, proprio per mettere ordine a tutti gli effetti. Poi c'è il tema Tauarte, che ovviamente domani apriremo a tutti gli effetti, anche perché prepareremo la delibera per uscire da Tauarte, in quanto il comune non ha conferito neanche i suoi beni. Quindi ci troviamo con una situazione paradossale, dei beni che sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che non sono stati però conferiti, ma nessuno se n'è accorto. A questo aggiungo che il bilancio di Tauarte del 2023 non esiste, per cui si sta agendo in questo momento a colpi di penna, tanto siamo abituati a pagare i buffi di queste situazioni, e ovviamente da domani inizia la radiografia anche di questo sistema.
Allora, un po' di messaggi e poi andiamo in pubblicità e poi torniamo. Vorrei dire, scusa, una cosa, poi visto che comunque il teatro l'ho gestito, Tao Arte non c'entra niente con i concerti e con le attività. In parte, lo so. I Tao Arte non c'entra in altre attività. Siccome hai detto che chiamo buona fede perché i concerti non hanno refluenze economiche, ma Tao Arte non gestisce i concerti della regione. Ci sono le serate organizzate da Tao Arte, ci sono i concerti gestiti direttamente. Che è un'altra cosa. E possiamo però dirlo chiaramente, d'altronde tu hai sicuramente le cose più in mente. Non è pensabile, ieri per esempio, anzi l'altro ieri sono stati no? Un giro a conti fatti di 300.000 euro. Scusate, ma 300.000 euro ne pagano forse 10.000 per il teatro, perché ora hanno aumentato un pochino il canone. Dopodiché il comune di Taormina ci siamo trovati, io anche a fare il vigile urbano, perché ne abbiamo 2 e gli altri ce li ha concessi la polizia metropolitana. Dopodiché non avete idea, ovviamente, quello che rimane, perché 4.000 biglietti sostanzialmente era il massimo ieri, l'altro ieri quando ci sono stati votati. Scusatemi, e io che sto a fare? Però e questo lo ribaltiamo anche sulla gestione del parco ecologico. È una scelta del comune, io non entro nel merito ovviamente, però dico, considera che sono 4.000 persone che i primi di giugno comunque vengono a Taormina, mangiano. No, Manlio, scusami, qualcuno dorme pure. No, Manlio, scusa. Allora, Taormina, giugno, luglio, agosto non ha bisogno di food e malavinneta. Parliamoci chiaramente. Che in questo momento Taormina è piena di suo. Questa è gente che fondamentalmente viene, ma lo sai, è così. Ma è così, d'altronde lo sapete meglio di me. Se vogliamo fare una strategia di destagionalizzazione ne parliamo. Questa è un'altra storia. Pubblicità e poi ritorniamo. Pubblicità. Vi siete accordati? C'è il consulente? No. Ritorniamo in diretta. Allora, stavo parlando Manlio Messina e Cateno De Luca su Taormina, insomma qualche consulenza se esce. La faccio con estremo piacere per il bene di Taormina. Domani scadono i termini alle 14, lo dico a tutto il mondo, per nominare i consulenti, gli esperti gratuiti del sindaco. Quindi ho cercato ora di corteggiare Manlio Messina, vediamo, chissà se ci fa. Certo, stanza la devi fare, le procedure dobbiamo rispettare. Allora, parliamo un po' di Catania, perché anche qui, insomma, città importante, la più importante che è andata al voto. Come siamo messi con l'amministrazione trentina? Domani si insedierà il nuovo sindaco, avete già le idee chiare, avete parlato con il sindaco, con gli assessori, insomma, come sarà la procedura di scelta di questi assessori? San Martino, Messina. Ma intanto domani viene proclamato Enrico Trantino e sono certo che nelle prossime ore, insieme ai partiti, continuerà non soltanto la fase di consultazione ma anche la formazione della squadra di governo della città. Innanzitutto domani è un passo importante, Catania riha il suo sindaco eletto a furor di popolo, ma soprattutto da domani inizia l'avventura di Enrico Trantino e del centrodestra catanese, che ha dinanzi a sé tante sfide importanti che saranno seguite con un occhio d'attenzione. Certamente, però qui stiamo vedendo la grafica delle elezioni amministrative a Catania, 66% Enrico Trantino. Le liste che lo hanno sostenuto hanno preso l'80% se non vado errato, quindi insomma sono andate ben oltre il risultato del sindaco. È chiaro, ce lo insegna la politica, no? Che a questo punto i partiti chiederanno, no? Insomma, una rappresentanza, diciamo che sceglieranno loro, la daranno loro al sindaco. Avete in mente già, insomma, qualche nome? La Lega, Fratelli d'Italia, manca Forza Italia da questo, manca l'UDC ovviamente da questa coalizione. Come avviene sempre, i partiti si confrontano col primo cittadino e non soltanto sulle scelte, sui profili, sulle deleghe, ma anche sull'azione che abbiamo sottoscritto nel programma di governo della città sottoposto agli elettori. In base a quelle scelte verranno fatte le indicazioni. È una fase normale, è una fase che tiene al post elettorale, ma soprattutto all'avvio del governo della città, e da domani, come stavo poc'anzi dicendo, parte l'avventura di Enrico Trantino e di tutto il centrodestra, che ha dinanzi a sé un governo regionale, un governo nazionale amico, sul quale può contare e deve contare per le grandi criticità ma anche per l'ordinarietà. Catania merita di avere non soltanto quei numeri, e la proposta politica è andata ben oltre il 75%, io credo che in queste ore verrà fatta la migliore squadra per Enrico Trantino. Quali sono gli assessori più importanti che deve scegliere un sindaco?
immagino quello al bilancio è quello, no? Che poi insomma si occuperà anche del piano regolatore eccetera, no? Per esperienza personale dico che tutte le deleghe sono importanti, l'importante è che si lavori di squadra, ma soprattutto che insieme al sindaco si individuino le priorità. Messina. No, assolutamente, credo che domani l'insediamento del sindaco di Enrico comunque già è un bel segnale per una città che riparte dopo qualche mese di commissariamento, dopodiché la giunta verrà fatta in funzione chiaramente delle esigenze di tutto il centrodestra, ognuno avrà le proprie priorità. Si rispetterà quello che è il campo del centrodestra, dopodiché la cosa importante è lavorare, noi abbiamo la necessità di lavorare tanto, di supportare Catania a livello regionale e a livello nazionale, perché Catania, ricordiamo, ancora è in dissesto, esce da una fase difficile, ereditata dalla precedente amministrazione che è quella... Quindi diciamo, qui serve un assessore al bilancio, insomma, serve che un abbia ma no, guardi, regola, serve un assessore al bilancio, serve De Luca, chiamiamo De Luca, se accetta io lo proporrei al... Ma sempre in solo quota tu. Fratelli d'Italia, perché qua insomma, Sempre solo tu. in quota Ma io in Maglio questo Messina, momento posso permettermi? Sempre solo tu. Metto a disposizione la mia modesta esperienza su quello che sono la materia dei bilanci. Il bilancio è importantissimo, è importante l'urbanistica, tutte le deleghe sono importanti, devo dire oggi trascurare qualche delega credo che sia un errore. Però certo è chiaro, lei ha vissuto, insomma, abbiamo un grande problema di personale, oggi Catania vive un deficit di personale enorme. Ora io dai nomi che ho visto non mi è sembrato di vedere, diciamo, personalità di spicco che possano ricoprire queste. Dico, poi mi auguro che Devo aggiungere un po' una cosa, se possibile. Mi auguro che il sindaco Trantino, insomma, che certamente l'ho detto all'inizio, non mi imponete, non mi faccio imporre dai partiti, eccetera. Io credo che la personalità, o piuttosto che la qualifica della persona, non siamo né io né tu, Luca, dico io, nell'altro Luca. Sto dicendo, ma il curriculum dipende di che cosa stiamo parlando. Ci sono persone che probabilmente non sono laureate ma stanno a fare bene gli assessori, ci sono persone che sono laureate e sono scarsissime a fare gli assessori, la storia ci ha insegnato tutto, posso permettere una battuta su questo argomento? La qualifica assolutamente. Quello che dice Mario, posso permettere proprio una battuta, ma proprio lo dico come auspicio, al di là di tutto. Allora, io quando ho fatto la mia giunta a Messina erano tutti anonimi, gente che non aveva fatto mai politica e si è rivelata una delle migliori giunte che ha amministrato Messina, e non solo perché ero il sindaco io, ma perché sono state veramente uomini e donne che si sono sbracciati e hanno amministrato. Allora, qui sottolineo il termine. Catania, come tutti i comuni, ma in modo particolare Catania, ha bisogno di essere amministrata. Quindi qua non bisogna cercare i nomi blasonati, ovvio che io sono a vostra disposizione, ma bisogna cercare uomini e donne, a titolo gratuito lo faccio e ci lavoro ben volentieri, e questo è importante, avere persone che amministrano, perché il nome blasonato che magari pensa che fare l'assessore in questo momento può essere un modo per evitare di essere disoccupato, pensando ovviamente a fare il trampolino di lancio, io mi permetto sommessamente di sconsigliarlo, e anzi, se sono anonimi ma anonimi, proprio nel senso che è gente, uomini e donne di buona volontà, che ha come obiettivo solo Catania, questo può servire realmente a una svolta, perché qua, al di là ora, senza spirito di polemica, Catania non è amministrato da troppo tempo, per vicende che ormai conosciamo tutti quanti. Quindi credo che i catanesi oggi hanno dato una fiducia anche esagerata con l'IVA, come si suol dire, e però dovete ricambiare. E non la potete ricambiare semplicemente con i nomi blasonati, ma con gente che mi va ad aprire, come si suol dire, i cessi che ci sono lì a piazza, al mercato. Esatto, scusatemi, ma faccio un esempio banale. Queste sono le cose di cui hanno bisogno veramente tanti catanesi. Poi c'è il resto, i grandi progetti, per carità. Ma allora, abbiamo l'iter nazionale. Miriam. No, io volevo dire una cosa. Sì, Un attimo, Elvira, diamo la parola anche a Miriam. Sicuramente Cateno ha questa capacità di amministrare nelle piccole cose, e sinceramente poco fa osservavo sia Messina che San Martino ridimensionare la portata del fenomeno De Luca.
E secondo me invece va tenuto d'occhio questo qui che si è fatto eleggere in 4 comuni differenti e che poi ecco, ha questa capacità di fare numeri, perché ci gioca e perché è il suo punto di forza. Poi il centrodestra sa perfettamente, torno di nuovo all'assemblea regionale, perché in qualche modo oltre alle campagne elettorali poi la politica la cogliamo bene lì. L'assemblea regionale ci insegna come Cateno sia molto più attento a non fare numeri laddove e a portare a casa il risultato, laddove deve fare politica dentro le istituzioni. Fare numeri sui social è molto più semplice, ecco, però è un fenomeno che non va sottovalutato anche per questa capacità qui. Me lo diceva qualche giorno fa in un'intervista su Repubblica. Disse questo fatto che il patto è di amministrare per 5 anni e non un giorno in più, d'accordo? E che quel progetto che lui propone ai cittadini dei comuni in cui si presenta effettivamente viene sposato dalla cittadinanza. Prova ne è il fatto che dopo la sua sindacatura vengono eletti candidati indicati da Cateno De Luca, e così Quindi, con insomma, è Federico Basile a convincente, dice, Messina. È convincente e c'è un progetto però che qualcuno viene dice questa sposato. convinzione si ferma, diciamo, questa convinzione si ferma, non travalica il confine del messinese. Questo è diciamo, importante è questo. Grazie Miriam, loro devono fare il loro mestiere ed è giusto che sia così, perché d'altronde siamo qui in un confronto dialettico, quindi a me va bene che sottovalutino, che si continua a sottovalutare quello che si sta facendo. È logico che noi abbiamo amministrato comuni, la gente ci ha amato perché abbiamo amministrato bene. Noi partiamo dal presupposto che il buon governo crea consenso e non invece all'inverso, e questo tassello su tassello stiamo costruendo quella strada che ci porterà a fare quello che è il nostro obiettivo, a raggiungerlo, fare il sindaco di Sicilia. Magari poi mi troverò con San Martino all'opposizione, non lo sappiamo, lui magari in quel momento sarà senatore, non si sa dove, Maglio magari sarà ministro, non lo so, io glielo auguro a tutti quanti, l'importante è che mi augurate di realizzare il mio sogno. Le leggo solo un messaggio che è simpatico, poi parlate entrambi sull'affermazione che Taormino ha bisogno di food e malavendita, dice mi sembra un'idea piuttosto classista, dice se io da Catania voglio andare a mangiare un gelato a Taormina ad agosto non devo sentirmi schifata dal sindaco. Un po' questo, insomma. Questo elettore non avrà capito niente di quello che ho detto. Pazienza, lo può dire, non ha capito quello che ho detto. Allora, Messina è San Martino. Una questione di nessuno sottovaluta nessuno, soprattutto il voto popolare. Il voto popolare va rispettato sempre, anche quando si parla del più piccolo comune piuttosto di un comune importante come Taormina. Il tema non è questo, io ho fatto un'analisi politica diversa, cioè ho detto che De Luca è uno, può essere bravo a trovare il suo successore in un comune. Faccio un esempio, non perché è un amico mio, Santa Teresa Riva, dove c'è Danilo, che è lo giudice, che è un bravissimo sindaco, che ha seguito, credo dopo di te, che dove sia stato eletto. Però non è semplice trovare poi il bravo sindaco che segue De Luca cioè è difficile trovarlo in tanti comuni della Sicilia. E De Luca è uno. Per carità. Quindi o si fa un ragionamento, credo, diverso, che non può basarsi esclusivamente sul fatto io vado dritto per la mia strada perché tanto i cittadini mi votano. Non credo che si possa fare così, perché poi quando va a perdere in alcune realtà importanti perde perché probabilmente non ha il De Luca a Ragusa, non ha il De Luca a Catania, non ha il De Luca. E io non credo che si possa. L'ho detto io stesso. Quindi non è sottovalutare, nessuno sottovaluta De Luca, si sottovaluta probabilmente, ma nemmeno credo che abbia delle difficoltà. La forza di un partito chiaramente è anche la classe dirigente diversa rispetto all'uomo solo. Ecco, assolutamente, questo è il tema che l'uomo solo che comunque da solo ha raggiunto il 26% alle elezioni regionali credo che questo io capisco l'onestà intellettuale di Maglio, assolutamente sì, siamo alla ricerca e lo stiamo facendo. Da solo sarebbe in grado nei confronti dei tanti candidati che hai messo in campo per le elezioni regionali. Qui nessuno sottovaluta
niente, Cateno ha dimostrato di saper fare l'amministratore locale in piccoli e grandi centri al voto. Qui oggi stasera analizziamo il dato politico dell'ultima tornata elettorale. Io mi auguro davvero che Cateno, lo conosco ormai da tanti anni, siamo stati colleghi in Commissione Bilancio in una legislatura, mi auguro davvero che riesca a trovare il posizionamento politico e che abbia il tempo di costruire classe dirigente. La classe dirigente non si costruisce dall'oggi al domani e buoni amministratori in giro per la Sicilia, grazie al cielo, ce n'è tanti, vanno coltivati, accompagnati, ma soprattutto vanno seguiti. Io quando prima ho parlato del dato della percentuale di Taormina, ci sono anche tantissimi altri bravi amministratori locali che in comuni simili a Taormina, magari meno blasonati e meno importanti dal punto di vista economico come Taormina, ma hanno preso percentuali anche più alte rispetto a Biancavilla, Gravina, al candidato Cateno De Luca. Biancavilla, Gravina, no? Cioè, dove dimostrando di essere buoni amministratori locali. Il tema è un altro, però scusatemi, no, per chiudere, c'è un piccolo dettaglio però. Io ero lo straniero. Chi ha preso, vedi, i percentuali più alte era il sindaco uscente o comunque era il candidato locale. Questo non è un dettaglio da poco, scusami, perché perché è ovvio che quando tu entri, sì, ma attenzione, parliamo noi di Taormina, che è un comune che ha impedito ad altri di fare cosa? Tu straniero hai fatto anche il presidente della provincia? Ma no, ho fatto il sindaco della città. Fermi tutti, devo andare in pubblicità. Il sindaco di Taormina. Quindi sono, vedi, paragoni diversi, ma totalmente diversi. Capisco che hanno sempre il loro mestiere di sminuire, ma pazienza. Pubblicità e poi torniamo. Ma pazienza. Rientriamo in diretta, qua anche il fuori onda è spettacolo. Allora c'è Luca San Martino della Lega, Manlio Messina Fratelli d'Italia, Cateno De Luca, nuovo sindaco di Taormina di Sud, chiama Nord, e poi le colleghe Elvira Terranova e Miriam Di Peri. Allora, Elvira, ero in debito con una domanda che dovevi fare, non so a chi però, non ho capito a chi. No, intanto volevo fare una battuta, nel senso che sia Schlein che Meloni tempo fa hanno detto non ci hanno visto arrivare, e in qualche modo questa cosa può anche riguardare il sindaco c'è 2 senza 13. De Luca, quindi insomma non l'hanno visto arrivare, invece alla fine è arrivato. Non vedere De Luca obiettivamente devi essere proprio scegato completo. Superando Mi faccio notare in genere. No, invece volevo dire un'altra cosa a proposito della giunta di Catania. Il giorno stesso, la sera della vittoria di Trantino, Enrico Trantino ha detto una cosa molto interessante. Lui ha detto: però sarebbe un peccato non poter usufruire della competenza, della professionalità e della preparazione del suo competitor, del professor Caserta. Quindi sarei curiosa di capire come sfruttare, o se ha intenzione in qualche modo effettivamente di poter utilizzare questa sua competenza, come ha detto. E invece un'altra cosa, che si è parlato poco delle europee, perché lo so che manca un anno, però già sia nel centrodestra che nel centrosinistra vi assicuro che ci sono, e lo sanno benissimo, diciamo, i tuoi ospiti in studio, che già ci sono i motori accesi e già si parla di candidature, tenendo conto anche delle famose quote rosa, che è una parola che io odio, però esistono, quindi insomma bisogna anche tenerne conto. Però questo giocherà anche un ruolo importante per il futuro sia del PD, visto che prima c'era il segretario Barbagallo, ma anche del centrodestra, perché bisogna capire adesso che cosa accadrà da qui a 6 mesi. La Lega, Elvira, credo proprio che non abbia il problema delle quote rosa, no? Cioè la ricandidatura della Tardino credo sia, la nostra uscente, sia scontata. Non bravissima europarlamentare Annalisa Tardino. La Lega farà liste di territorio dove chiederà a tutta la classe dirigente di scendere in campo. Come ho preannunciato qualche settimana addietro, si lavora anche a nomi autorevoli, perché la Lega al sud, ma soprattutto nel meridione, ormai ha l'ambizione
di poter rappresentare non soltanto il partito ma soprattutto l'azione di governo nei confronti degli amministratori locali e dei territori, quindi faremo liste competitive e verremo valutati per quella che sarà l'offerta politica che metteremo in campo. Fratelli d'Italia chiaramente credo vada sull'onda dell'entusiasmo, c'è 2 uscenti e poi vedere come comporre questa lista, no? Anche con le quote rosa credo in qualche modo. No? Sì, vedremo. Messina, se ne parla assolutamente. No, ancora devo dire, stiamo uscendo da questa tornata elettorale impegnativa, quindi non stiamo scaldando i motori, quindi Elvira, stiamo aprendo la porta del garage, il portone del garage, diciamo così. Però sì, da qui a breve sicuramente si comincerà a discutere anche dell'Europea, che sarà una tappa importante, sarà anche un esame importante del governo regionale, il governo nazionale, quindi sicuramente abbiamo da mettere in campo energie, ma credo che anche in questo caso non ci risparmieremo, quindi troveremo anche le forze migliori per poter ottenere il risultato che auspichiamo. Miriam. Messina, a proposito di europee, ma gli autonomisti di Lombardo troveranno spazio nelle vostre liste? Sono i benvenuti? Ma guardi, gli autonomisti sono i benvenuti sempre nella coalizione di centrodestra e quindi questo nella è poco Lega ma no, sicuro. ve l'assicuro io, non sono più benvenuti. No, infatti chiedevo delle dico liste di io. Fratelli d'Italia. Ti parla anche per la Lega, no? Assolutamente, no, assolutamente no, credo di poter dire che comunque sono ben voluti da tutto il centrodestra, poi le bizze, come diciamo, sempre preelettorali ci stanno. Oggi è capitato tra autonomisti e Lega, domani probabilmente sarà tra DC e Fratelli d'Italia, ci sta. Poi, come Però è dico capitato sempre, tra autonomisti e Lega. vabbè, ma ci sta, ma ripeto nelle dinamiche normali, dico, mi stupirei del contrario. Detto questo, non si discute di nulla, non so gli autonomisti nemmeno che intenzioni hanno, non ho la più pallida idea. Fratelli d'Italia ha la sua lista, continuerà a camminare con i propri nomi e quindi attualmente non c'è nessuna discussione nemmeno all'orizzonte di questa possibilità. San Martino, vuoi dire qualcosa? Stavo dicendo che quelli che comunque sono più avanti anche su questo fronte, Ciliberto, scusami, siamo noi abbiamo iniziato il 3-4 di marzo, si è visto con tutti, con la si è nostra vista con Mastella, assemblea, col Sultirone, col Spartite, con tutti. Ma è ovvio, perché noi d'altronde, vi ricordate anche il debutto allora di Fratelli d'Italia all'Europeo, il primo per poco, perché sono una competizione tosta, credo che è arrivata al 3,6-3,7%, mi ricordo nel 2014, quindi è ovvio che noi anche sulla scorta di questa analisi stiamo definendo un cartello che quantomeno ci metta nelle condizioni di poter creare uno schieramento che superi lo sbarramento del 4% e in questo poter valorizzare quello che è il nostro brand come ormai passaggio intermedio per il Partito del Sud. Questo noi stiamo facendo e siamo a buon punto, tant'è vero che l'ho annunciato già, entro metà luglio ci sarà a Taormina la sottoscrizione del patto di Taormina proprio che sancisce definitivamente questa strategia, che ovviamente significa per noi entro metà luglio ci sarà questa proprio assemblea definitiva. 10-15 poi scivola, vi assicuro che la data è quella per vari motivi e questo naturalmente porterà da Sud chiama Nord alla prova conclusiva. Attenzione, se il progetto col quale abbiamo iniziato, abbiamo eletto i 2 parlamentari nell'Unione di Messina, si sdogana come progetto nazionale o meno, quindi questo sarà il grande appuntamento. Allora, io volevo sapere però da San Martino, insomma, su questa storia del rimpasso, al di là della polemica Turano, diciamo, che ha animato in questi giorni il dibattito proprio per il voto di Trapani. Dico, la giunta regionale, almeno l'ha detto Schifani, probabilmente farà un tagliando, ma non è troppo presto, 6 mesi di governo, i risultati sono agli occhi di tutti, a parte qualche iniziativa del Presidente della Regione che si è intestata in prima persona, c'è un po' di lentezza in questa giunta. Non parlo per i singoli, non faccio le pulci a nessun assessorato, però dico, l'idea un po' che trapela è questa, se ne parla di questo rimpastino, di questo tagliando, come lo chiamano quelli bravi. Il Presidente della Regione ha annunciato un check alla Giunta, la Giunta sta lavorando con affiatamento ma soprattutto con la regia del Presidente della Regione che ha tutto
la possibilità, come è normale che sia, di rivedere gli assetti, ma soprattutto di fare un punto per ripartire magari in maniera più forte con gli stessi assessori o anche con degli innesti che valuterà insieme sicuramente ai partiti. Quindi qualche piccolo... I partiti con il Presidente della Regione hanno un rapporto dialettico, io mi permetto di dire finalmente, di confronto, si lavora in grande serenità e armonia. Il Presidente della Regione ha annunciato nelle prossime settimane un momento di riflessione e di confronto. Non c'è il presto e il tardi, credo che l'azione di governo vada calibrata quotidianamente nei confronti di ogni assessore su quello che fa, sull'azione amministrativa che mette in campo, ma soprattutto sul lavoro che svolge anche insieme al Presidente della Regione. E poi noi già ci siamo proiettati con De Luca, con Messina, con le stesse alle europee, però diciamo prima delle europee potrebbe esserci una scadenza intermedia, no? Quella delle elezioni provinciali, se ne parla tanto, si parlava di una data a fine anno. Secondo lei arriveremo a questa data? La giunta regionale, o meglio la regione, si è già preparata per, se dovessero abolire la Del Rio, ad avere già quasi immediatamente le elezioni provinciali e a riavere di nuovo queste province. Come andrà secondo lei? La reintroduzione delle province con il voto popolare era un cavallo di battaglia del Presidente della Regione Schifani e di tutto il centrodestra oggi di governo regionale e nazionale. La Giunta di Governo qualche mese addietro ha già approvato il testo che ha mandato in Parlamento per l'approvazione e l'iter è in corso tra Commissione Affari Costituzionali e Parlamento. Noi auspichiamo che nelle prossime settimane l'iter legislativo possa essere sempre più portato avanti per fare sì che gli elettori siciliani finalmente possano riavere non soltanto l'elezione dei propri rappresentanti, ma servizi quotidiani nei confronti di scuole, strade, ma soprattutto un riordino anche delle competenze che servono oggi agli organismi intermedi come le province per dare quotidianamente maggiori servizi ai nostri concittadini. Da chi dipende? Dal governo nazionale adesso, no? Cioè tutta la palla passa al governo nazionale o no? Sul ristabilire diciamo, il voto alle province? No, la forte interlocuzione tra il Presidente della Regione e il Ministro bisogna abrogare questa Del Rio, no? Oggi ha portato sia che la nostra Regione fosse tra le prime regioni in Italia a reintrodurre l'elezione popolare. È chiaro che stiamo lavorando a stretto contatto col governo nazionale perché l'abrogazione della Del Rio, ma soprattutto i trasferimenti che verranno messi in campo per alimentare dal punto di vista finanziario ed economico gli organismi intermedi come le province sono necessari. Quindi l'auspicio, così come il centrodestra di governo nazionale sta facendo, è che nelle prossime settimane e mesi anche il Parlamento nazionale si esprima sull'abrogazione della Del Rio in maniera tale da poter non soltanto camminare insieme dal punto di vista legislativo, ma la Regione, sono convinto, la nostra Regione arriverà prima di quello che farà il governo nazionale e quindi nei primi mesi dell'anno 21 è auspicabile che si richiameranno alle urne gli elettori siciliani. No, ma non è, dico, per essere chiari, non siamo obbligati ad aspettare l'abrogazione della legge Del Rio, si sta ovviamente aspettando perché si vuole camminare di fatto con un'unica idea e soprattutto far coincidere le elezioni provinciali, il ritorno alle elezioni provinciali con quello delle europee, però il dato è però non c'è l'obbligo di aspettare la Del Rio. Cioè la Sicilia potrebbe rieleggere? Tecnicamente sì, potremmo già farlo se il Parlamento approva la legge per la... Stasera Manlio Messina si è meritato una pizza veramente, perché la sua onestà intellettuale, dove vuole, la sua onestà intellettuale lo conferma. Il Parlamento siciliano, se vuole risolvere il problema delle province come se alla fine fosse il problema delle province come se fosse l'organo elettivo o meno, o non invece la carenza di risorse, piuttosto che commissari messi così che neanche un condominio hanno mai amministrato, diciamolo con altrettanta onestà. Quindi le elezioni nuovamente del Consiglio provinciale, della Giunta eccetera, va bene, perché io sono stato sindaco di Messina e sindaco della città metropolitana e vi assicuro che girare 108 comuni 3 volte l'anno è stato massacrante. Quindi su questo pienamente d'accordo sotto il profilo politico, però non basta, alle province bisogna ridare nuovamente le risorse che aveva e questo è il tema. Dopodiché il tema è un altro, diciamocelo qui anche chiaramente, sì, ci sarà un altro election day, questo è il tema, dove si voterà in tutta Italia in modo omogeneo per le province
per i comuni e per le europee. Quindi la Sicilia è a traino di questa strategia, giusto o sbagliata che sia, di cui Malli lo ha detto chiaramente, ripeto, sono scelte che si fanno, quindi non c'è qua nessuna nelle prossime settimane fuga in avanti. La data c'è delle un europee indirizzo 6 ben preciso. 6-9 giugno Perfetto, 2022. e si voterà anche per quanto riguarda province e comuni. Questo qui credo che sia ormai la volontà. Ma su questo mi rivolgo non al sindaco De Luca, ma al collega deputato regionale Cateno De Luca. Dico, su questo ci sarà il confronto parlamentare. La Giunta di Governo aveva indicato una data, su quella data è chiaro che ci confronteremo in Parlamento. Ma non potete farlo. E saremo nelle condizioni insieme alle opposizioni. Mi auguro che questo spirito di collaborazione ci sarà in aula. Notizia, la notizia è questa, allora, che se c'è l'opposizione e vuole anticipare le elezioni, c'è una parte della maggioranza che la vorrebbe. Io vi dico una cosa, che questa operazione non si può fare, perché la linea nazionale è questa, giusto o sbagliata che sia, attenzione, e quindi il buon Schifani fuga in avanti su questo aspetto non ne può fare, perché questa è la linea, punto, non c'è altra discussione da fare. La notizia è che tu voterai insieme alla maggioranza per il riordino delle province. Io sono stato sempre uno di quelli che ha sostenuto che le elezioni devono essere dirette, ci mancherebbe pure. È ovvio che dobbiamo fare una operazione nella quale non creiamo nuovamente il fenomeno che c'era prima, perché io credo che 45 consiglieri provinciali a Messina piuttosto che a Catania non servono, come una giunta di 16 assessori non servono. Questi sono i temi su cui noi ci troverete d'accordo su questi elementi. Ma sull'election day voi sareste d'accordo? Province e europee? O si mischiano troppo? No, assolutamente, io credo che bisogna allineare un pochettino anche queste elezioni per cercare comunque di essere anche maggiormente corrispondenti con le esigenze del territorio. Non possiamo chiamare i cittadini a votare ogni 6 mesi per cose diverse, non si capisce più nulla, cercare di allineare quantomeno il numero maggiore di elezioni credo che possa essere significativo. Poi ribadisco, la regione siciliana in questo ha piena autonomia, quindi sulle elezioni, appunto sulla legge elettorale ha piena autonomia e può decidere quello che vuole. Però se il tentativo è quello di allineare tutta la nazione su una scelta, però ribadisco, poi sarà una scelta di cosa sta guardando San Martino al telefonino? L'orologio, questo guarda sempre l'orologio. Arriva un sacco in ogni caso l'entrata in vigore della legge dopo l'approvazione all'ARS è condizionata dall'abrogazione appunto della legge del Rio, in ogni caso. Ma qua le discussioni sono varie, con molta allora siamo ai saluti. Non è il luogo giusto per dare a fare interpretazioni, perché c'è chi dice una cosa e chi un'altra, ma il tema non è questo giuridico, anzi costituzionale da questo punto di vista, è politico, e la linea politica è quella, perché il brand Giorgia Meloni tira, parliamoci chiaramente, quindi è una scelta strategica. L'altro giorno ci siamo visti al Quirinale, con grande piacere, anzi poi me la ringrazi perché mi feci fare un figurone davanti a tutti, come ha visto a distanza. Ah, ecco, il famoso Cateno De Luca. E devo dire, la russa a voce alta, Sud chiama Nord, pure Mattarella si è girato. Quindi come la incrocio ringrazio perché mi feci fare un figurone di numero 1. Io la prima volta mettevo piede a Quirinale, mi sentivo tutti in imbarazzo. Possiamo dire che nel 2024 si voteranno le elezioni provinciali. Ecco, questa è la notizia. Miriam, siamo a chiudere. Sì, l'election day è chiaro che gli conviene, Luca. Figurati. Va bene, allora, ultima puntata, questa è il punto, quindi ritorneremo ovviamente in estate, insomma subito dopo le ferie. Lo ferie. vogliamo sapere pure noi, ho sentito qualcuno che diceva ora te lo spiego, ora vogliamo capirlo. Ora te lo spiego, è stato Messina che l'ha detta De Luca, no? Ma ora ci vediamo a cena e parliamo di questo. del Quirinale, la cosa del Quirinale. Allora, siamo ai saluti, grazie Miriam Niperi del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam, buona estate, insomma, so che continuerai a lavorare ovviamente, ma insomma con il sole in fronte, come si suol dire in questi casi. E con il bichino messo. È la stessa cosa farà la collega Elvira Terranova, impegnata sempre in mezzo ai libri pure, perché lei scrive tantissimo per l'agenzia, però è un'appassionata lettrice, quindi insomma, e di questo gliene do atto. Verrà a Taormina anche, il Tao Book, sì. No, questo... Sarò a Tao Book perché farò l'intervista al ministro Nordio e in un'altra occasione il 18 al vicepresidente del CSM Pinelli. E al sindaco De Luca no? No, la farà qualcun altro. Mannaggia. Lei non era ancora stato eletto. E ora aggiorniamo l'agenda ora. Prima che poi finisce. Aggiorniamo.
Allora, grazie al sindaco di Taormina Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, deputato regionale, grazie al vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina, grazie al vicepresidente della regione, assessore all'agricoltura e deputato della Lega in Sicilia, Luca Sammartino. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi in questa lunga stagione, ovviamente ritorneremo dopo qualche bagno, un po' di tintarella, ritorneremo probabilmente a fine agosto a rifarci compagnia, a parlare ancora di politica, ma nel frattempo ovviamente attraverso i nostri approfondimenti, i nostri notiziari vi racconteremo quello che succederà la settimana prossima ai ballottaggi per quei comuni che sono rimasti al voto e poi quello che succederà, ovviamente la curiosità è tutta sulla Giunta di Catania. Grazie per averci seguito, buonanotte e buona estate a tutti.